Con circa 3 anni di ritardo sul cronoprogramma iniziale, a causa delle note vicende che hanno ricompreso anche il fallimento dell'impresa aggiudicataria dei lavori, arriva a conclusione il cantiere per la nuova area materno-infantile dell'ospedale di Belluno. Oltre 7.000 metri di superficie complessiva per un investimento totale di 11 milioni e 400 mila euro. Spazi aperti e attrezzature all'avanguardia, ma anche un approccio innovativo nella cura dei piccoli pazienti. Tutti i bambini verranno ricoverati in pediatria indipendentemente dalla loro patologia. È chiaro che il momento dell'intervento chirurgico avverrà nelle sale operatorie, ma prima e dopo il ricovero è strettamente pediatria. Il concetto a questo connesso è quello dello specialista che viene in pediatria. L'abbiamo già iniziato a fare con l'oftalmologia pediatrica, cioè c'è un ambulatorio dedicato in pediatria dove viene l'oculista. Lo stiamo esportando con la dermatologia, ma questo è il nostro auspicio, è che si allarghi a tutti. L'altro concetto, avete visto che il reparto è diviso in 2 tronconi, c'è l'ospedale di giorno e le degenze vere e proprie. Il nostro obiettivo è quello di diminuire il più possibile il numero dei ricoveri, di fare delle osservazioni brevi. La struttura manca ancora di alcune finiture dei collaudi, ma dovrebbe essere, questa volta sì, questione di poco. Abbiamo ancora da ottenere alcune autorizzazioni e l'agibilità per la quale ci vorrà, credo, una quindicina di giorni, poi programmeremo il trasloco, ma conto che per il fine anno, i primi giorni del prossimo anno, sarà pienamente operativa. Prossimo step per il 2016? 2016 la nuova amministrazione che si insiederà troverà perlomeno una progettualità importante. Abbiamo una progettualità per quanto riguarda la base EMS di Pieve di Cadore, per quanto riguarda la ristrutturazione degli spazi di San Gervasio, e quindi ci piacerebbe mettere in un unico piano, e c'è un progetto, la cardiologia e l'unità coronarica, e quindi questo consente di dare un respiro del tutto nuovo all'ospedale di Belluno. L'ennesima testimonianza di quanto creda la Regione nelle strutture sanitarie bellunesi, ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia, che in apertura del suo intervento ha invitato i presenti ad un momento di raccoglimento in memoria di Valeria Solesin, la giovane veneziana morta negli attentati di Parigi, i cui funerali si terranno martedì in piazza San Marco. Eppure le difficoltà non mancano, ha detto il governatore, a cominciare dai tagli al Fondo Sanitario Nazionale, per finire con la difficoltà a reperire oggi medici che vengano a lavorare stabilmente in questi territori. E poi sull'imminente progetto di fusione delle ULSS su base provinciale, che molte proteste ha sollevato e solleva anche nella nostra provincia. Per i cittadini non cambia nulla, assolutamente nulla. Cambia a livello organizzativo per noi, perché comunque cerchiamo di fare qualche economia di scala. È altrettanto vero, lo dico ai meravigliati, che in campagna elettorale non solo il sottoscritto ma anche gli altri candidati proponevano un ULSS per provincia. Sfido chiunque a dirmi che è una bugia. Si parte già il 1° gennaio? Dipende dalla legge, se la legge viene approvata assolutamente sì. A margine dell'incontro è stato presentato anche il nuovo angiografo utilizzato per la diagnostica e la terapia endovascolare. 750.000 euro il costo della nuova apparecchiatura, a cui ha contribuito con un sostanzioso contributo di 450.000 euro la Fondazione Cari Verona.